Cara Cinzia, noi abbiamo detto le cose principali per aprire questa serata, devo dire, Gran Gala degli Sposi 2010. Allora direi subito di iniziare con la prima. Abbiamo, signori, una sorpresa, i ballerini del Chiambretti Night. Eccoli qui. You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. Get out, get out, get out, get out, get out, get me, see me do right, me, get out, me, you sitting me, you sitting me, see me, get me, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get me, see me do right, me, get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Some money too. Come ti chiami? Anna Maria. E te? Fabio. Fabio, perfetto. Allora, cosa le hai detto per conquistarla, per farti dire sì? Per farmi dire sì? La prima volta veramente in una curva, una sgommata, è venuta da sola su di me, quindi è staccata subito la scintilla. Ah, però, hai capito? Hai iniziato a menarlo sin da subito, cadendogli addosso? Sì, però ci siamo conosciuti prima su una mongolfiera. Sulla mongolfiera? Sì. Cioè? Lui fa il pilota a una mongolfiera e quindi io mi trovavo con amici in Basilicata e siamo andati a fare un giro, un volo sul Monte Pollino e quindi lì ci siamo conosciuti.
Allora, io vorrei un applauso da parte vostra per questa area. Al mio 3, 1, posate le forchette, 1, applaudi, vediamo chi è il più bravo ad applaudire l'altra, no? L'altro rione. Allora, rione sinistra, pronti? Via! Ok, adesso rione destra, 1, 2, 3. Ma no ragazzi, allora, e attaccate anche voi, guerra! Andiamo a premiare la coppia Eleganza. Roberto Squillacciotti ha trovato la coppia Eleganza, adesso conosceremo i loro nomi. Eccoli, applauso signori, dai. Splendido, splendido vestito. Andiamo a conoscere la sposa. Nome? Federica. Federica, di dove sei? Piossasco. Che è, scusa perché io non sono pratico, A Torino. a Torino, vicino a Torino. Invece abbiamo qui? Esli. Adesso abito anch'io più Sasco. Ho capito. Roberto, vieni qui in mezzo, consegni tu la pergamena direttamente a questa splendida sposa. Tu siete state illuminate appunto coppia Eleganza e quindi avrete modo, vieni Roberto, no? Perché visto che sei tu lo stilista, tu che consegnerai direttamente il premio, hai deciso di fare che cosa? Che creazione è questa? Faremo un abito su misura su di lei. Ci picchia signora, un abito su misura, allo sposo nulla. Sì, potete applaudire. Anche allo sposo, ammappala là. Ragazzi, Va bene, è stato allora un piacere rivedervi di nuovo in questo posto, ancora un in bocca al lupo, applauso, via, bravi. Viva gli sposi! Hai detto viva le suocere. Chi c'ha la suocera è fortunato. Ma tu hai qualcosa? Perché tu non ce l'hai? Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Buon gran galà e auguri a tutti quanti di un futuro meraviglioso con 10 bambini al minimo. Signori, cosa ho nella mia mano sinistra? Qui dentro ci sono dei commenti che voi avete scritto e che riguardano le vostre suocere. Ovviamente non li abbiamo potuti leggere tutti, non li possiamo leggere tutti, ne abbiamo scelti alcuni. Questa l'ho scelta perché io alla fine della serata questi due li devo incontrare. Su una suocera si può scrivere bene, si può scrivere male, si possono scrivere difetti. Guardate cosa hanno scritto questi. Nulla! Cioè non si capisce, questi stanno al centro, no? Dice, chi è che parla bene? No, non è che parlare bene, non si può parlare bene. Beh, parliamo, no, assolutamente. Questi qui hanno fatto, guarda, 0. Questa, scusate ragazzi, ma... Se la sua altezza fosse proporzionata alla sua lingua, ora sarebbe più alta dell'Empire State Building.